alla camorra infiltrata in Veneto, maxi operazione di Guardia di Finanza e Polizia, il procuratore di Venezia Cherchi, fenomeno preoccupante. Tra gli arrestati anche il sindaco di Eraclea, Mirko Mestre, finito in manette per voto di scambio con la camorra in occasione delle elezioni del 2016. L'amarezza dell'ex candidato sindaco di Eraclea, Giorgio Talon, fui sconfitto dalla camorra, mi preoccupa il futuro del paese. Nessuna risposta definitiva al problema delle grandi navi dall'incontro romano tra il sindaco Brugnaro e il ministro dei trasporti, ma il primo cittadino si dichiara soddisfatto dallo spirito di collaborazione. Salvini non sarà processato, determinanti nella decisione i senatori 5 Stelle, ma all'interno del movimento in molti anche a Venezia avrebbero voluto il via libera ai magistrati. La polizia di frontiera di Venezia con la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto ha arrestato un cittadino turco di 41 anni per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. L'Aquila che spiccherà il volo dal campanile di San Marco il 3 marzo sarà la campionessa Arianna Fontana, chiaro messaggio di sostegno alla candidatura di Cortina Milano 2026. Buonasera e ben ritrovati in diretta con Antena 3 Venezia, il nostro telegiornale dunque dal capoluogo lagunare che comincia dal colpo inferto alla camorra infiltrata in Veneto, la maxi operazione della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. In manette è finito anche il sindaco di Eraclea. Vediamo allora il nostro primo servizio. La più importante contro la criminalità organizzata di stampo mafioso a nord-est. Così il procuratore distrettuale di Venezia Bruno Cherchi ha definito l'operazione At Last, che dalle prime luci del mattino ha visto impegnati oltre 300 uomini della Guardia di Finanza e della Polizia, coordinati dalla DDA di Venezia. Nella città lagunare a Casal di Principe in Veneto orientale, eseguite 50 misure cautelari, 47 in carcere, 3 ai domiciliari e 9 provvedimenti di obbligo di dimora e di altro tipo. Un'associazione camorristica, Clan dei Casalesi, radicato sul territorio da oltre 20 anni, via via divenuto sempre più forte, sempre più capace di svolgere non solo attività tipicamente tradizionalmente camorristiche, quali l'estorsione, l'usura, ma servizi illegali, recupero credito, addirittura la costituzione di imprese, di società finalizzate a fornire la manodopera a costi molto bassi, attraverso l'evasione degli oneri previdenziali e degli oneri fiscali, società create proprio per fornire manodopera, per ottenere in subappalto lavori, per acquisire ulteriore ricchezza. L'indagine condotta dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste e dalla Squadra Mobile di Venezia ha portato al sequestro di beni per 10 milioni. Tra gli arrestati il sindaco di Eraclea Mirko Mestre per voto di scambio con la camorra. In carcere anche Denis Poles, direttore di banca a Jesolo. Consentiva ai malavitosi di operare sui conti societari senza averne titolo, concordando l'impiego di prestanome e omettendo sistematicamente di segnalare le operazioni sospette. C'è anche un appartenente alla Polizia di Stato accusato di aver fornito informazioni riservate agli uomini del clan relative ad indagini nei loro confronti, entrando illecitamente nelle banche dati della Polizia. È accusato anche di aver garantito protezione e supporto dopo i controlli di altre forze di polizia. Sono 82 i nomi contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare di 1000 pagine messa dal giudice delle indagini preliminari e tra i 32 accusati di associazione a delinquere di stampo camorristico 416 bis ci sono 16 persone residenti a Eraclea, 5 a San Donà di Piave, una a Mestre, 2 a Jesolo, una a Torre di Mosto, una a Fossalta di Piave, una a Musile e una nel Trevigiano a Zerobranco. Fondamentale la sinergia tra le parti coinvolte nell'indagine. Il ruolo è stato della condivisione fin dai primi momenti di tutti gli elementi che poi andavamo a raccogliere nel corso delle attività. Ovviamente la Guardia di Finanza ha una propensione specifica verso la parte economico-finanziaria che, messa insieme ovviamente agli elementi che stavano acquisendo sul territorio la Polizia di Stato, siamo riusciti appunto a porre in essere un'azione molto forte di contrasto a quella che è stata una vera e propria penetrazione nel territorio del Veneto della criminalità organizzata. E questa operazione ha dunque accertato per la prima volta la presenza della criminalità organizzata strutturata in Veneto, molto ben inserita a quanto pare nel settore economico-bancario.
Questa operazione dimostra una presenza forte, strutturata all'interno della società veneta, non meramente di criminalità organizzata, ma una presenza in ambito economico, in ambito bancario, in ambito politico. Un fenomeno preoccupante, quello dell'infiltrazione camorristica in Veneto, che non vede nessuna distinzione, come evidenziato anche dal procuratore nazionale antimafia De Rao, relativa alla specialità territoriale. La camorra in Veneto, ha detto, agiva esattamente come in Calabria, con un'attività sviluppata in un ventennio. Quello che però ancora di più deve essere sottolineato è il fenomeno, cioè l'accettazione del fenomeno di criminalità organizzata nel Veneto, che è un unicum, cioè ancora non avevamo avuto delle segnalazioni così puntuali della capacità di pervasività della criminalità organizzata. Questo è un grosso problema che certamente farà carico a chi fa le indagini e a chi dirige le indagini, cioè la Procura distrettuale antimafia, ma è un problema anche che deve essere probabilmente studiato, approfondito e anche valutato diversamente da come è stato fatto finora dall'organizzazione sociale. A commissionare le estorsioni per recuperare crediti erano imprenditori e semplici cittadini, quelli all'apparenza insospettabili, ma che non hanno avuto scrupoli nel rivolgersi alla malavita invece che alle forze dell'ordine, consentendo agli esponenti della camorra di radicarsi e rafforzare il loro potere in Veneto, come nel caso di un direttore di banca la cui fidanzata era stata derubata di una borsa con la tesi di laurea e invece di rivolgersi alle forze dell'ordine ha preferito i casalesi, che in 24 ore hanno recuperato e consegnato il bottino al bancario. Tra gli arrestati, lo abbiamo sentito, anche il sindaco di Eraclea Mirko Mestre, finito in manette per voto di scambio in occasione proprio delle elezioni amministrative del 2016. L'accusa è gravissima, voto di scambio. La circostanza si riferisce alle elezioni amministrative 2016, quando, secondo gli inquirenti, Mirko Mestre riuscì a ottenere un numero di preferenze sufficienti a vincere, promettendo in cambio favori ai camorristi del clan dei Casalesi, che nel Veneto orientale, secondo l'inchiesta della DDA di Venezia, ha affondato da almeno 20 anni i suoi tentacoli. Arrivano anche alla politica, voto di scambio, abbiamo accertato, è stato accertato nell'ambito di questa indagine, e poi ben 5 concorrenti esterni, cioè soggetti non associati ma che o in quanto componenti di quella che è l'economia apparentemente legale o svolgendo ruoli diversi hanno favorito l'organizzazione. E dunque un'associazione radicata stabilmente, referente anche dell''ndrangheta e della mafia catanese, che aveva messo le mani nel tessuto economico e politico veneto. Il primo, cittadino di Eraclea, 43 anni, brillante avvocato con studio a San Donà di Piave, è stato prelevato in piena notte dalla sua villa in via Interessati, protetta dagli sguardi indiscreti da alte siepi e contro gli intrusi da telecamere e sistema di allarme. Candidato sindaco per la lista civica Eraclea si cambia, Mirko Mestre venne scelto dal centrodestra dall'allora sindaco Graziano Teso di Forza Italia, che dopo le elezioni ha proseguito il suo impegno amministrativo a fianco del primo cittadino nel ruolo di suo vice. Pure il nome di Graziano Teso risulta iscritto nel registro degli indagati. L'arresto del sindaco di Eraclea rappresenta il primo caso in Veneto di voto di scambio accertato nel corso delle elezioni comunali del 2016, ha precisato il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi. Abbiamo accertato, ha detto, che vi è stato nelle elezioni del 2016 uno scambio elettorale con la criminalità organizzata, non per tantissimi voti, ma sufficienti, in cambio di coperture e strade più rapide per la gestione delle loro attività. Il primo caso in Veneto. A Eraclea abbiamo raccolto reazioni di segno opposto alla notizia dell'arresto del sindaco Mirko Mestre, segno che nella cittadina del litorale da tempo si respirava un'aria malsana. Non è un bel effetto per Eraclea, anche perché in un paese così tutti più o meno sappiamo qualcosa e l'omertà di tante persone non fa piacere. Quindi è un po' un clima che si respira un po' malsano? Certo.
E dunque malaffare e omertà in una cittadina di poco più di 12.000 abitanti, dove pare tutti fossero consapevoli che la situazione era esplosiva. Se è vero come è vero che a Eraclea c'era il referente del clan dei Casalesi, Luciano Donadio, 53 anni, sorpreso nel cuore della notte nella sua abitazione a poca distanza dalla centralissima piazza Garibaldi, arrestato anche il suo primogenito Adriano Donadio, titolare del punto scommesse SNAI con affaccio su piazza Garibaldi, locale che è stato sequestrato. Qua credo ci volesse, perché si sente sempre parlare qualcuno che dice la mafia sono venuti su, ma la verità cioè, qualcuno la sa e gli altri no. Comunque c'era odore in giro, diciamo. C'era odore strano, dicono i cittadini, e stamattina quel via vai di auto della Guardia di Finanza e della Polizia è stato accolto da sentimenti contrastanti. Alle mie spalle, come potete vedere, ci sono le auto della Guardia di Finanza e della Polizia, stazionano dalle prime ore di questa mattina dinanzi al municipio di Eraclea. Poco distante il mercato in piazza Garibaldi, lì c'è l'agenzia del punto SNAI che è stata, alla quale sono stati messi i sigilli. Per Eraclea non è sicuramente una giornata positiva, la notizia dell'arresto del primo cittadino Mirko Mestre ha lasciato tutti sotto shock. Come un fulmine a ciel sereno. Lo conosce personalmente? Certo, certo. Ce lo può descrivere? Secondo me era una brava persona. Non l'aspettavamo proprio. A fare da contraltare però ci sono le voci di chi preferisce dirci fuori microfono e telecamera che in comune c'era qualcosa che non andava e che erano tanti i cittadini a presentare quotidiane lagnanze per problemi connessi a lavori nel campo delle costruzioni. È tra la maggioranza di questi che la notizia dell'arresto del sindaco non ha causato scalpore. Se ha sbagliato che paghi, chi sbaglia nella vita deve pagare in qualche maniera. L'ho sentito accennare questa mattina, sono anch'io curioso di capire com'è. Sembrava che Eraclea, paesetto dolce così, la grisolera famosa di una volta, diciamo, non avesse a che fare con certe situazioni, ma chi è un po' un gradino sopra, io glielo dico perché ho una certa età, sono già una decina, 20 anni che qua sotto sotto c'è qualcosa. Queste le voci dei cittadini, ma c'è anche l'amarezza dell'ex candidato sindaco Talon. Fui sconfitto, dice ora, dalla camorra e adesso mi preoccupa naturalmente il futuro del paese. Si dice amareggiato per l'accaduto l'ex sindaco di Eraclea Giorgio Talon, ricandidato nel 2016 contro Mirko Mestre che l'aveva spuntata per soli 81 voti. Una ventina in meno di quelli che secondo la procura gli erano stati portati dalla camorra. Più che per il passato, puntualizza Talon, sono però preoccupato per le conseguenze che questa vicenda avrà sul futuro del paese. Io mi auguro che il prefetto nomini un commissario quanto prima, che questo periodo di transizione penosa per la cittadinanza duri il meno possibile. Rimane un'amarezza, ma l'amarezza ancora più grande rimane il fatto che le infiltrazioni di un certo tipo, chiamiamole mafiose, camorristiche, sono molto più diffuse di quello che noi vediamo. Per questo l'ex sindaco, oggi capogruppo di una lista civica in consiglio comunale, si sente di rivolgere un appello a tutti i suoi concittadini. Se vedono qualcosa lo segnalino, oltre che denunciarlo se serve, insomma, ecco. Io primo sarei il primo a farlo, insomma, io ho sempre ispirato la mia attività amministrativa nel rispettare la legge e quindi ritengo che tutti i cittadini, come dice la legge, lo debbano fare. Chi vede delle cose illegali o comportamenti di un certo tipo lo debbano denunciare. Per il futuro resto a disposizione della città, assicura Talon, ma sarebbe prematuro parlarne ora. Questo è il momento della riflessione e del rispetto, anche per il dolore delle famiglie di chi si trova in carcere. Non ero io che mi ero candidato, mi hanno chiesto di candidarmi sindaco, io mi ero messo a disposizione di una lista, quindi se succederà altrettanto mi verrà chiesto, io lo farò, non è perché ho perso nei confronti, adesso devo per forza ricandidarmi, insomma. Ritengo che comunque adesso sia prematuro parlare di queste cose, è meglio pensare cosa può servire alla città di Eraclea, alla comunità di Eraclea, insomma. Lasciamo questa ampia pagina dedicata all'operazione anti-camorra, su cui torneremo naturalmente nelle prossime edizioni del telegiornale. Parliamo ora
Di grandi navi, nessuna risposta definitiva al problema dall'incontro romano tra il sindaco di Venezia Brugnaro e il ministro dei trasporti Toninelli, ma il primo cittadino si dichiara soddisfatto dallo spirito di collaborazione. Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli manderà a breve una lettera al presidente dell'autorità portuale veneziana Pino Musolino, in cui chiederà una serie di precisazioni tecniche sui 3 luoghi che lui vede come possibili soluzioni a lungo termine per il transito delle grandi navi da crociera, ossia il Lido, Malamocco e Chioggia. A informare di questi sviluppi il sindaco veneziano Luigi Brugnaro all'uscita dal vertice romano con il ministro e l'assessore regionale delle infrastrutture Elisa Reberti. Un incontro positivo, puntualizza il primo cittadino, da parte nostra abbiamo riscontrato un grande spirito di collaborazione. Regione, città e ministero sarebbero d'accordo su una soluzione in 2 tempi. A breve e medio termine ci sarebbe convergenza sul progetto proposto dal porto, con gli scavi nel canale Vittorio Emanuele per consentire alle navi di raggiungere la marittima senza passare nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca. Quello di mantenere e preservare l'industria crocieristica a Venezia, assicura Brugnaro, resta un obiettivo condiviso da me, dal governatore Zaia e dal ministro Toninelli. La Giunta per l'immunità del Senato ha votato poche ore fa. Salvini non sarà processato, determinanti nella decisione i senatori dei 5 Stelle che si sono attenuti alla votazione di ieri sulla piattaforma Russo, ma all'interno del movimento in molti, anche a Venezia, avrebbero voluto il via libera ai magistrati. Io personalmente ho votato no e quindi per far sì che il Ministro dell'Interno sia processato, appunto sia indagato dalla Procura che lo vuole indagare per il tentativo appunto di sequestro delle persone all'interno della nave Diciotti. Nel giorno in cui la Giunta per l'immunità del Senato ha negato l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini con il voto determinante dei 5 Stelle, il consigliere comunale veneziano Davide Scano rende noto il suo dissenso rispetto alla linea del movimento. Credo altresì che il reato non ci sia e che una volta di più avremmo potuto dimostrare, andando a giudizio del Ministro e di tutti gli altri del Governo che hanno partecipato alla decisione, che il reato non c'è e che spesso una parte della magistratura si muove per finalità politiche. Nel movimento sono in molti a pensarla così, puntualizza Scano, come dimostra l'appello firmato dai nostri sindaci. I sindaci del Movimento 5 Stelle hanno fatto bene a fare questo appello, che è quello di appunto difendersi nei processi e non dai processi. Questo vale per chiunque. L'aspetto positivo è che nel nostro movimento esiste una vera democrazia interna, come ha dimostrato il voto sulla piattaforma Rousseau, e al contrario di quanto dicono il PD e i giornali di regime. Le persone si sono confrontate, c'è stato un voto vero, un voto anche abbastanza di misura, nel senso che non c'è stato un voto bulgaro come è stato in altre occasioni, ma c'è stata una divisione. Ci fermiamo per qualche istante, ma ritorniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta con l'informazione da Venezia, ripartiamo dalla cronaca con la Polizia di Frontiera, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto che hanno arrestato in flagranza un cittadino turco di 41 anni per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina nei confronti di 5 cittadini iracheni irregolari. La segnalazione nella tarda serata di ieri alla Guardia Costiera da parte del comandante della nave cargo Namnici, battente bandiera panamense, che comunicava di aver individuato a bordo le 5 persone tra i 20 e i 30 anni. È stato accertato che il marittimo turco nella notte del 12 febbraio aveva nascosto i 5 a bordo della nave, avevano raggiunto l'imbarcazione durante la notte mentre stazionava nella rada del porto di Istanbul attraverso un gommone di fortuna guidato da 2 scafisti turchi. Li aveva sistemati nella propria cabina e per una settimana l'uomo aveva dato loro viveri sottratti dalla cucina di bordo. E ora invece le immagini della protesta di questa mattina a Dolo, traffico in tilt e disagi per la manifestazione degli studenti dell'Istituto Professionale Musatti. Da tempo lamentano carenze di spazi, la scuola infatti ha un consistente numero di disabili, 57, e mancano 8 aule. La soluzione è un continuo rimpallo tra città metropolitana e sindaco di Dolo e già si annuncia la nuova protesta per settimana prossima, quando a scioperare saranno gli insegnanti. Oggi genitori e ragazzi erano in piazza insieme perché gli istituti adiacenti restituiscano le aule prese in passato e non più utilizzate, considerato il calo degli alunni.
E ora al porto di Venezia, che da oggi è un po' più vicino all'Europa centrale e settentrionale. Sentiamo. Da marzo un nuovo servizio ferroviario collegherà 2 volte alla settimana il porto di Venezia con l'interporto di Duisburg in 29 ore. Il collegamento incrementerà l'operatività dello scalo veneziano, creando un importante punto di partenza per le merci in transito via Tarvisio sull'asse scandinavo-mediterraneo. I nuovi servizi consentiranno, ad esempio, di spedire semirimorchi, container e casse mobili, dando l'opportunità di trasportare ogni tipologia di merce in Nord Europa, nei paesi baltici e in Russia. Il porto di Venezia è lo scalo gateway per l'industria manufatturiera del nord-est, ricorda il presidente dell'autorità Pino Musolino, ma serve anche il tessuto produttivo della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, fungendo da punto di arrivo delle materie prime e da punto di partenza dei prodotti finiti verso il resto del mondo, in particolare il Medio e l'Estremo Oriente. Grazie al nuovo servizio ferroviario che partirà a marzo potremo sviluppare ulteriormente le nostre potenzialità anche rispetto all'Europa centrale e in particolare alla Germania. Veniamo al Carnevale, perché l'Aquila, che spiccherà il volo dal campanile di San Marco domenica 3 marzo in occasione dell'evento più atteso del Carnevale di Venezia, incarnerà quest'anno un riconoscimento al mondo dello sport e un chiaro messaggio di sostegno alla candidatura olimpica di Cortina Milano 2026. Sarà infatti la campionessa di short track Arianna Fontana, 8 medaglie olimpiche, a volare al termine dei 12 rintocchi della Marangona, attirando sui colori olimpici gli occhi di tutti gli spettatori. Lo ha annunciato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha accolto l'invito del presidente della regione Luca Zaia. Con la sua faccia pulita, il palmarès prestigioso e la passione per lo sport più genuina, dice Zaia, Arianna è stata una straordinaria testimonial della candidatura di Milano Cortina a Tokyo, dove l'abbiamo presentata per la prima volta al CIO. A questa grande atleta si abbina oggi la città più bella del mondo con una delle sue più famose tradizioni. In chiusura vediamo insieme gli ospiti di 20 e 10 al termine dei nostri telegiornali. In studio ci saranno l'esponente della Lega Riccardo Barbisan e Simone Scarabel invece del Movimento 5 Stelle. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto poche novità, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, non si esclude tuttavia qualche foschia o nebbia al mattino sui settori meridionali. Temperature minime comprese tra i 3 e i 6 gradi, massime comprese tra i 6 e i 10 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà variabile con qualche alternanza di sole e nubi a carattere sparso. Su pianura e costa possibilità di foschie e nebbie persistenti. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime comprese tra gli 8 e i 9 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 13 e i 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.